Daniele Arras, presidente del Lanusei, una salvezza incredibile ottenuta dopo un girone di ritorno strepitoso e quest'oggi il successo con la Nuorese che vale un altro anno in Serie D. Sì, un successo fondamentale, un successo anche quest'anno eccezionale. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso su di noi dopo i punti totalizzati al girone d'andata, però noi non abbiamo mai mollato, siamo andati anche contro un po' di polemiche, abbiamo fatto il possibile per il bene della Lanusei Calcio e per fare in modo che questa realtà continui a essere così importante nel girone di Serie D che coinvolge le sarde. Mi sento in ogni caso di fare complimenti alla Nuorese che oggi ha mostrato di essere assolutamente una squadra di categoria e spero proprio che l'anno prossimo possano comunque disputare il campionato di Serie D. Ad ogni modo voglio ringraziare tutti, dagli sponsor ai soci della Lanusei Calcio, perché questo risultato è frutto davvero di tanto impegno e di tanti sacrifici. Quindi adesso per qualche giorno ci godremo questo successo e prepareremo con entusiasmo la prossima stagione. Presidente, secondo lei qual è stata la chiave di questo campionato, la svolta che ha poi permesso alla Lanusei di fare questo girone di ritorno strepitoso che l'ha portata oggi a giocarsi questo play-out? Ma guardi, non bisogna banalizzare, le componenti che portano un risultato sportivo sono sempre tantissime. È chiaro che salta agli occhi l'andamento della squadra a seguito della campagna acquisti e del cambiamento della guida tecnica, però per andare bene nel calcio bisogna creare quella chimica di spogliatoio, quell'ambiente che gira intorno alla squadra che fa sì che tutto il potenziale venga espresso. Quindi sono, diciamo così, tantissime persone coinvolte in questo successo, a partire dagli sponsor che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, per arrivare ai singoli operatori che da noi operano del tutto gratuitamente, volontariamente, e ai quali bisogna sempre dire grazie e rendersi conto che il risultato appunto è frutto del contributo di tutti, nessuno in particolare. Complimenti anche forse si limita al mister Graziani che ha dato una grande impronta a questa squadra, veramente compatta, che gioca anche un buon calcio con tanti giovani e anche oggi l'ha dimostrato. Certamente, bisogna essere onesti e dire che il livello di preparazione del nostro mister è un mister da professionista che ha delle competenze che secondo me qui alla Lanusei non si erano mai viste, metodologie e comportamenti e atteggiamenti che sono sicuramente di categoria superiore, quindi dobbiamo sicuramente dirgli grazie e dare il giusto merito al suo lavoro. Una dedica per questa salvezza? Ma io la dedica la faccio a me stesso, devo essere onesto. Per una volta cerco di essere meno politicamente corretto, ma veramente è stato un anno pesante per me. Ho dovuto fare, penso, un grande, intenso lavoro, anche con difficoltà, e quindi me la godo tutta e la dedico, ma dedicandola a me, la dedico a tutte le persone che hanno davvero lavorato solo e ci hanno creduto sino all'ultimo. Grazie Presidente. Federico Buono, autore del primo gol che ha sbloccato la gara e ha portato in vantaggio il Lanusei. Come commenti questa salvezza ottenuta così ai play-out contro la tua ex squadra, tra l'altro? Sì, una salvezza sofferta ma che ci meritiamo, perché abbiamo faticato tutto l'anno, sono stati dei sacrifici dietro incredibili, ci siamo allenati davvero tanto, abbiamo fatto delle cose... Siamo allenati proprio di più rispetto agli altri e ce la meritiamo. Il gol è venuto in un momento dove stavamo soffrendo, dove loro ci mettevano in difficoltà, ci mettevano dietro. Siamo stati bravi a punirli subito con questo gol, poi ci siamo difesi bene, così mi ha fatto delle parate incredibili, quindi... Tra l'altro un gol confezionato tutto da ex nuoresi, perché sì, il cross di Pisano esatto, è il gol tuo. tuo. Il Pisano e il gol mio, sì, sono davvero... Anche una esultanza, come mai? Beh, normale, lì ho scaricato tutta l'adrenalina che avevo in corpo, perché è normale. Una dedica particolare per questo gol? Sì, l'ho dedicata alla mia ragazza che era lì in tribuna, che stava assistendo alla partita. E ce lo meritiamo, ci meritiamo questa salvezza, per tutta la società, tutto il paese, ce lo meritiamo. Grazie Federico. Grazie. Allora, Cosimo Lagorga, oggi uno dei grandi protagonisti di questa gara, il Lanusei che ottiene la salvezza, ma tu hai veramente parato di tutto quest'oggi. Sono contentissimo per la salvezza, perché è di tutti i giocatori, società, di tutti, dell'ambiente, del paese, di tutti. Però
ce lo meritiamo, quindi sono contentissimo. Io Come... ho fatto il mio, quello Che gara è dovevo fare. stata e cosa hai pensato al momento del calcio di rigore? Perché veramente hai È fatto... stata una gara tostissima, perché loro molto forti, molto grossi, c'hanno molta potenza, ci hanno messo in difficoltà sulle palle inattive, quindi la gara era tosta. Abbiamo sofferto tanto, però alla fine abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Sul rigore niente, l'avevo studiato, però lì è istinto, mi sono fidato di andare a sinistra e è andata bene. Dal punto di vista personale, cosa ti aspetti dopo questa annata super? Perché io ti ho visto in altre occasioni e hai fatto veramente Adesso una festeggio, super annata. festeggio e basta. È una dedica per questa salvezza? Dedica a questa partita dico a mia madre, perché da qualche mese è mancata, quindi questa era per lei, e poi per me e per la mia ragazza.